Buonasera e ben ritrovati. La città che vorrei prosegue il viaggio e vi presenta questa sera altre 3 liste a sostegno dei candidati sindaco e candidati alle amministrative di Vittorio Veneto che si terranno l'8 e il 9 giugno. Anche questa sera potrete voi pubblico da casa interagire con le liste inviando un SMS o un WhatsApp al numero che come sempre vedete in sovraimpressione, che è il 348 21 373. Sarà questa una puntata lunga, abbiamo detto 3 liste, la prima ora a seguire alle 21:45 e poi chiuderemo alle 22:15 con l'ultima lista. Il tempo fuori non è dei migliori e se dovesse improvvisamente saltare il segnale vi invitiamo insomma a rimanere in qualche modo sintonizzati, cercheremo al più presto di ripristinarlo. Partiamo subito presentandovi gli ospiti di questa sera. Partiamo con la lista Toni Darè e buonasera ai 2 rappresentanti, il capolista Gian Antonio Darè e il candidato sindaco Gianluca Posocco. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito naturalmente a questa splendida trasmissione perché insomma ci accompagna nei consigli comunali, quindi fa un'informazione territoriale estremamente importante e sinceramente fa piacere essere invitato. Ecco, grazie a voi che avete sfidato anche questa pioggia battente, la sentiamo di sottofondo mentre parliamo. Abbiamo 40 minuti a disposizione con la lista Toni Darè, vi ricordo ciascuna coalizione ha a disposizione 2 ore di tempo e la coalizione del sindaco Gianluca Posocco ha 3 liste, quindi ciascuna lista ha 40 minuti. Sono le 21:02 e chiedo a Gian Antonio Darè perché ha deciso di sostenere Gianluca Posocco sindaco. Ma ho deciso di sostenere Gianluca Posocco per un semplice motivo. Quando abbiamo così messo in piedi la lista di Toni Miato, che poi è diventato sindaco, naturalmente c'è bisogno di avere un vice sindaco e bisogna dare una continuità anche perché chiaramente Antonio Miato aveva detto chiaramente che avrebbe fatto un solo mandato e quindi in prospettiva del fine del mandato di Antonio Miato abbiamo pensato bene di mettere vice sindaco Gianluca Posocco, che già era in consiglio comunale in opposizione per 5 anni, adesso ha fatto 5 anni in maggioranza come vice sindaco, quindi ha tutta l'esperienza amministrativa per poter governare questa città, per essere veramente un sindaco e ha capito come funziona, quindi io mi sono messo a sua disposizione con una mia lista a supporto, non ho più impegni politici, non ho più diciamo impegni con l'Europa e quindi voglio essere presente nel territorio, essere presente nella mia Vittorio Veneto per far sì che questa città torni ad essere quella che è sempre stata. E lei Gianluca Posocco cosa ci dice di questo appoggio di Gian Antonio Darè? Abbiamo sentito anche dalle sue vive parole insomma una benedizione verso questa corsa al municipio di Vittorio Veneto. Beh, Gian Antonio Darè è la persona che mi ha cresciuto politicamente parlando, oltre ad essere un amico, è una persona veramente di una correttezza unica. E io lo ringrazio per quello che mi ha insegnato in questi anni e per essere stata con me la persona veramente che mi ha insegnato, veramente mi ha fatto maturare anche da un punto di vista politico. E io sono qui, sono candidato perché al di là di vincere le elezioni, poi bisogna governare per 5 anni. E governi se hai accanto delle persone con cui stai bene, con cui condividi progetti, programmi, con cui ti capisci, con cui puoi litigare, ma litigare in modo costruttivo, in modo per la città. E Toni con la sua lista senz'altro mi dà una tranquillità, un'energia e guarda, io sono felicissimo di questo. Ecco, a proposito di lista, Darè, immagino insomma essendo la sua lista, lei queste persone insomma le ha scelte, si parlava anche di una seconda lista che poi però insomma per questioni burocratiche di tempo, perché dietro c'è tanto lavoro, no? Non è stata presentata. Questa lista quindi... Guardi, per fare la lista ci ho impiegato 2 giorni di persone che effettivamente mi avevano chiesto, alcune importantissime ho dovuto lasciarle, cioè non c'era più posto, anche perché quando hai detto di sì a una persona non puoi poi cambiare e quindi veramente ho fatto
non ho fatto fatica a fare la lista, anzi c'era una grande disponibilità, grande per il progetto, perché insomma una lista civica, tra l'altro fai meno fatica a portare dentro gente, perché quando tu fai una lista politica, e io l'ho fatta per tanti anni, cioè schierarsi in maniera politica nelle amministrative è molto più difficile. Con la lista civica è molto più facile, ma soprattutto riesci a pescare nel mondo della società civile persone estremamente importanti che hanno un peso e un valore, diciamo, e una conoscenza personale all'interno della città, che questo è molto molto importante, anche poi in virtù, se si vince, di poter amministrare sapendo quelli che sono i problemi, le problematiche della città e le soluzioni di eventuali problemi. Lei diceva liste politiche, sappiamo insomma della sua recente vicenda con ormai il suo ex partito, la Lega. Nella lista sono confluite comunque anche persone che appartenevano alla Lega, giusto? Che hanno lasciato il partito. Sì, ci sono tante persone che facevano parte della Lega, ma che non si riconoscono non tanto nella Lega, ma non si riconoscono nella politica, diciamo. Erano nella lista Toni Miato, di cui lei 5 anni fa era capolista, quindi persone con cui lei in questi anni ha anche lavorato. Sì, posso anche parlare di queste due persone. Andrea, un grande imprenditore, una persona lungimirante, di una professionalità, di una visione importante, che in questi 5 anni ha lavorato tanto, nonostante fosse impegnato, perché è un imprenditore importante, e ha sempre dato un grosso contributo a me, mi ha aiutato in molti referati. Silvia ha dimostrato come presidente dell'Unione Montana cosa di che pasta è fatta, ha una Unione Montana che doveva chiudere, l'ha rilanciata, ha portato dentro comuni che erano usciti, ha fatto tanti progetti, una donna veramente in gamba, e sono contento di aver loro come gli altri con me. Ci sono anche dei giovani, penso ad esempio a Matteo Artuso, 21 anni, che se non sbaglio è il più giovane della coalizione proprio di Gianluca Posocco, sindaco. Sì, è un giovane, è venuto, mi ha detto io voglio venire in lista, e quindi non si può negare un'esperienza amministrativa a un giovane che vuole intraprendere la vita politico-amministrativa, e quindi per noi è stata, abbiamo accolto a braccia aperte, anche perché è una persona dinamica, insomma a 20 anni hai un'altra energia, a 30 un po' meno, e più avanti che si va sicuramente hai l'esperienza, ma non diciamo l'esuberanza dei giovani, che è quella che serve proprio anche per movimentare e dare veramente spirito a una lista che è completa in tutti i suoi, con tante persone. Ripeto, prima si parlava di Casagrande è stato un mio collega, un nostro collega assieme a Silvia Salezze. Voglio ricordare che Casagrande con la sua azienda, con la sua società ha acquistato la fabbrica della Cerutti, e quindi questo è indicativo di chi vuole veramente far bene per la sua città, investire per la propria città. Poteva farlo benissimo in altre aree urbane del comprensorio e del Trevigiano, invece ha voluto farlo a Vittorio Veneto. Evidentemente c'è la volontà di rilanciare questa città anche dal punto di vista, diciamo così, industriale, che già siamo ben messi, perché ricordiamoci che Vittorio Veneto, assieme all'area di Conegliano, è una delle aree, diciamo, industriali più grandi del Veneto, e quindi con problemi ma anche con virtù che sono necessari per lo sviluppo di una città come Vittorio Veneto e come Conegliano. Ok, voleva aggiungere qualcosa in merito alla squadra? Che No, la squadra Matteo, il più giovane ragazzo, il ragazzo che io ho conosciuto era in Lega con me, aveva fatto la tessera, anche lui l'ho conosciuto, persona che è giovane, ha tanta energia e in gamba. Anche lui ha lasciato Lega perché non condivide diciamo la politica adesso dell'attuale segretario di Salvini, sì. E quindi è una persona che se cresce potrà dire la sua fra alcuni anni. Sì, abbiamo citato alcuni nomi più noti, però ci sono anche tante altre personalità che compongono la vostra lista, che insomma arrivano un po' da
come diceva prima, dal mondo, dalla società vittoriese, imprenditoriale. Dal mondo associativo, dal mondo, insomma, non li citiamo perché sarebbe poi o li citi tutti o altrimenti fai così concorrenza sleale per dire, anzi sono tutte persone per bene, anzi che si stanno dando da fare e soprattutto hanno attività proprie, sono ben inseriti nel tessuto sociale della città di Vittorio Veneto. Sì, tra gli ex leghisti approdati anche nella lista di Darè c'è anche il consigliere uscente Gianni Rasera. E entriamo ora nel merito del programma elettorale della lista Toni Darè. Immagino che voi abbiate portato i vostri contributi alla coalizione. Citiamone qualcuno, da cosa partiamo? Ma guardi, io ho portato un programma che è il mio grande pensiero, no? Perché quando ci si mette in gioco, diciamo, sulle amministrative, allora io ho pensato che siccome sono da 20 anni in consiglio comunale, quindi ho fatto l'esperienza prima di consigliere regionale, quindi ho fatto il capogruppo, ho fatto il sindaco, ho fatto il consigliere di opposizione, ho fatto diciamo, il parlamentare europeo e ho continuato a fare il consigliere comunale perché amo questa città e credo che questa città veramente ha i numeri per poter essere e diventare e essere sempre, come lo è sempre stata, una grande città di riferimento dal punto di vista storico, dal punto di vista, diciamo così, industriale. Abbiamo un passato che è veramente invidiabile e quindi, avendo fatto 20 anni, io ho vissuto tutta l'operazione che è stata fatta nella rinascita di Serravalle. Ricordiamoci il vecchio ospedale, che era un ospedale dismesso, anzi era proprietà della provincia di Treviso. Quando è stata acquistata dal comune di Vittorio Veneto abbiamo avuto tutte le critiche da parte dell'opposizione. Allora era presidente della provincia un tale Luca Zaia e quindi qualcuno diceva abbiamo fatto un piacere al presidente della provincia, invece abbiamo fatto il nostro l'ospedale. Poi da consigliere regionale sono riuscito a portare 5 milioni di euro per fare il distretto sanitario. Qua devo ringraziare l'allora diciamo, direttore generale Angelo Del Favero, che mi ha supportato, ci ha dato una mano per fare diciamo, quel grande restauro che era necessario per quella, era ormai un luogo dismesso, tra l'altro era stato avuto anche un incendio, quindi se Serravalle è rinata grazie alle diverse amministrazioni che si sono succedute e quindi perché quello non è un lavoro di un'amministrazione ma di diverse amministrazioni. Adesso stiamo completando il Piazzone, quindi l'ultimo diciamo, palazzo di Serravalle. Il mio pensiero e il pensiero di Gianluca Posocco adesso è rivolto a Ceneda. Ceneda è un quartiere, era uno dei 2 comuni che hanno fondato Vittorio Veneto. L'ultima opera pubblica l'ho fatta io quando abbiamo fatto il Museo della Battaglia, che non era nel programma, ma che si è sviluppato grazie diciamo, ai contributi europei e la Regione del Veneto, e quindi abbiamo messo a posto il Museo della Battaglia, che la parte strutturale, che abbiamo dato splendore a quegli affreschi che sono straordinari, ma soprattutto abbiamo messo in piedi il Museo della Battaglia, che era fermo da quando era stato fatto. Ed è stata l'ultima opera che è stata fatta quindi 10 anni fa a Vittorio Veneto e soprattutto a Ceneda. Adesso vogliamo prendere per mano chiaramente Villa Papadopoli, ha un parco straordinario, stupendo. Abbiamo tentato anche una soluzione con il privato, ma che non è mai decollata, quindi quella è un'area sicuramente importantissima, è un edificio che è in degrado assoluto. Bisogna fare un'opera di restauro. Non servono fare i grandi progetti, perché lo aveva fatto anche il compianto De Poli, un'opera faraonica che però difficilmente si può realizzare. Pensiamo nel concreto, a piccoli passi, riprendere per mano quell'edificio dismesso e soprattutto ormai messo veramente in condizioni critiche, e da là ripartire per far rilanciare questa parte di città, questa parte importantissima, storicamente forse la più importante. E questo è il nostro primo progetto, questo è il punto diciamo, della mia amministrazione o comunque della mia lista. E non è che qualcuno pensa, è il solito libro dei sogni di Ido da Ros. No, non è il libro, è l'inizio di un lavoro
che non è di un'amministrazione ma di diverse amministrazioni, e lo possiamo fare grazie anche a Gianluca Posocco, ma passo la parola a lui perché i primi interventi li ha già pensati. Sentiamo allora. Beh, faccio un po' da regista, mi perdoni. Ce ne danno Villa Papadopoli, ma è un po' biblioteca, la rotonda. E certamente Tony è venuto da me con un progetto che tra l'altro faremo vedere mercoledì sera al Collegio San Giuseppe, la presentazione della lista Tony Darè ai cittadini alle 20:30. E praticamente per fare le cose innanzitutto ci vogliono le risorse. Certo. E quindi senz'altro io so che ho le risorse per iniziare un percorso che riguarda innanzitutto la biblioteca. La biblioteca con una soluzione di un ampliamento della biblioteca attuale grazie al trasferimento dell'archivio e l'ampliamento dei locali. Diciamo che troviamo un aumento di 400-500 metri quadri in più sulla biblioteca attuale. Nel frattempo andremo a restaurare la fontana del Cardinale, il ferro di cavallo intorno alla fontana, daremo una sistemazione e poi dove c'è il ciottolato davanti al museo creeremo 3 gradoni per rendere migliore la piazza e anche favorire così le manifestazioni, specialmente quelle estive, specialmente i concerti e le manifestazioni culturali in piazza. Da lì poi partiremo con e quali risorse ci sono, dove sono, nell'avanzo di amministrazione approvato con l'ultimo consiglio comunale, parte di quelle risorse verranno investite lì. Prima variazione di bilancio e partiremo con il percorso che riguarda biblioteca, fontana e diciamo il ferro di cavallo in piazza. E l'archivio storico dove pensate di trasferirlo? Lo diremo. Non sveliamo troppo stasera. Non svelo troppo stasera, però tutto nasce perché hai la possibilità di fare questo, altrimenti non sta in piedi la cosa. Dopodiché si parte con un restauro conservativo, come ha detto Tony, con un percorso che riguarda un restauro conservativo della villa, che porterà poi in futuro un percorso che riguarda più amministrazioni, al trasferimento delle associazioni adesso sulla rotonda in villa e magari un trasferimento poi futuro della biblioteca alla rotonda. Nel frattempo un lavoro che faremo subito è dotare sia la rotonda che la biblioteca di un ascensore, anche per le persone diversamente abili, che con un piccolo investimento riusciremo immediatamente a dotare sia la rotonda sia la biblioteca di un ascensore. Ok. Arrivano da casa delle domande anche relative a quanto lei ha appena detto. Oltre a quello, siccome abbiamo, ripeto, la grande zona industriale, ripeto, una delle più grandi del Veneto, sarà compito, però non c'è nel programma, ma vorrei portarlo avanti, portare così, dare aiuto alle giovani coppie che lavorano all'interno dell'area industriale, poter fare un asilo nido d'accordo con le aziende. Il posto c'è già, che è limite in via Caldelivera, dove c'è la scuola, abbiamo un'area ancora dismessa, ancora da occupare da parte del comune di Vittorio Veneto. Lì si potrebbe fare veramente un asilo, un asilo nido proprio per aiutare a far sì che le coppie vadano al lavoro e possano lasciare i figli a pochi metri dal posto di lavoro, e questo però è un'operazione che l'ho in mente e vorrei portarla avanti in questi 5 anni. Certo. A proposito di Villa Papadopoli, chiede un telespettatore a lei, Gian Antonio Darè, dopo il restauro della villa cosa se ne farà? Ma guardi, la villa, allora sicuramente un punto per le associazioni che adesso sono tutte raggruppate all'interno della rotonda. Man mano che si fanno, innanzitutto sono 3 piani e sono di edificio, quindi è qualcosa di immenso, che però si possono mettere dentro le associazioni, le diverse associazioni, allargare la biblioteca nella rotonda. Sotto ci può essere un'area museale di qualcosa, cosa possiamo fare? Anche il museo archeologico, possiamo portare qualcosa di sinergico e in accordo anche con il museo diocesano, quindi
diciamo, la parte vescovile bisogna avere una collaborazione, perché là chiaramente siamo in un'area dove diciamo, la parte ecclesiastica ha un valore molto molto importante, quindi bisogna farlo con una collaborazione fattiva, e qualcosa si può fare, diciamo, oltre alle associazioni, ma è un qualcosa di straordinario. Ripeto, non è facile farlo, lo sappiamo benissimo, ma a step si può fare, e lo possiamo fare anche perché ci sono fondi europei, ci sono tante opportunità, e sarà compito dell'amministrazione, del sindaco, andare a caccia di quelli che sono i fondi sovracomunali, perché con i fondi comunali si fa ben poco. Ma ricordo che la Regione e soprattutto l'Europa, poi ci sono quei bandi che sono stati necessari per fare per esempio il museo. Il museo non era nel programma, non c'erano neanche i fondi, è costato 3,5 milioni di euro, quindi un'opera estremamente importante, ma si può fare anche quello. Ma ripeto, noi vogliamo valorizzare Ceneda, e Ceneda si inizia a valorizzarla proprio su Villa Papadopoli. C'è un parco straordinario che è censito, e quindi sicuramente bisogna partire da là per rilanciare questa porzione, questo quartiere, che io non chiamo quartiere, lo chiamo comune perché è stato comune, di Ceneda, che è molto molto importante. Allora chiede Michele di Ceneda, ma la Lega dopo 20 anni di governo si rende conto solo ora dei problemi di Ceneda? No, non è così, perché ripeto, da sindaco il museo è stato fatto dalla mia amministrazione ed era la Lega. Certo, eravamo impegnati a Serravalle e si fa una cosa alla volta, anche perché i fondi sono limitati. I fondi, ripeto, devono essere sovracomunali, perché con i fondi propri si fa l'ordinaria amministrazione o poco più. Altra domanda per lei da Re, arriva da Lorenzo a proposito del progetto dell'asilo nido che citava prima. Come mai parla di asilo nido quando la giunta uscente non ha aderito ad un bando di 1 milione per questo scopo? No, adesso rispondo io qua. Sì. Al di là di quel bando lì non hanno aderito molti comuni, perché ti davano magari dei fondi per il nido, ma poi non ti dicevano come pagare i costi. Quindi se avessero investito su la costruzione, no, ma anche poi non la gestione. Adesso invece approfitto per dire che stiamo aderendo a un bando per un nido in città, un bando che scade il 31 di maggio, e invece a questo partecipiamo perché è un bando fatto meglio, perché magari anche lo Stato si è accorto che quello, se tu fai un bando e non aderisce nessuno, vuol dire che qualche problema c'è. Questo che viene fuori invece l'abbiamo letto e ci partecipiamo con un progetto che proprio oggi in giunta abbiamo discusso. Okay. Se abbiamo il problema delle nascite, dobbiamo mettere in condizioni le giovani coppie di fare i figli, ma dare la possibilità poi di poter far sì che i figli abbiano delle strutture per aiutare chi va al lavoro, perché chiaramente non è così semplice, non è così facile. Altra domanda, adesso stanno arrivando tutte a raffica. In Consiglio Comunale il candidato Posocco ha dichiarato che la prossima amministrazione sarà fortunata perché avrà 3 milioni a disposizione. Ma come può essere questo un orgoglio? 3 milioni a disposizione? No, io ho detto che la prossima amministrazione sarà fortunata perché quando sono arrivato avevano 13 milioni di euro di debito, e adesso andiamo via che abbiamo ridotto i debiti a 5 milioni, perché 1,5 milioni abbiamo fatto il mutuo per l'acquisto del teatro da Ponte, ma soprattutto non abbiamo più i derivati da pagare, e quindi ci troviamo un bilancio sano, e quindi la programmazione da un punto di vista economico potrà essere fatta in maniera lungimirante. Questo ho detto. Ok. Altre priorità della lista Tony da Re? Abbiamo sentito Ceneda, abbiamo sentito il nido a San Giacomo. Ma le priorità, ci sono i vari settori che sono tutti importanti. È chiaro che il nostro rapporto è quello delle attività commerciali che sono all'interno della nostra città, che devono essere sostenute come? Chiaramente non con interventi diretti, perché non è possibile, o comunque sono comunque marginali,
però se all'interno della nostra città facciamo delle buone manifestazioni, facciamo delle belle cose, allora si dà una mano anche al mondo, diciamo così, gli operatori, diciamo, all'interno della nostra città possono avere delle soddisfazioni. Abbiamo visto le grandi manifestazioni che hanno portato veramente, diciamo, economia fresca e quindi capacità di poter continuare. È chiaro che gli edifici commerciali, le cose commerciali hanno delle grossissime difficoltà, c'è una concorrenza sleale fatta dai grandi, da Amazon e quant'altro, che le tasse non le pagano, i nostri commercianti sì, e quindi si trovano in difficoltà. Chiaro, dobbiamo dare una mano a questi commercianti perché le attività rimangano aperte, anche perché, ripeto, il problema non è tanto per i giovani ma per gli anziani che poi non devono, che non hanno il supporto logistico, devono uscire dalla città e quindi farsi accompagnare e quant'altro. Quindi noi vogliamo che Vittorio Veneto ritorni, ripeto, ad essere una città viva, e deve essere, e lo può fare. Abbiamo una qualità dell'aria che nessuna città ha, abbiamo dei viali alberati straordinari, abbiamo delle piste ciclabili straordinarie, abbiamo delle camminate e dei passaggi sulle nostre colline che sono straordinari, quindi un modo per vivere nelle città in maniera veramente molto molto bene. Ripeto, a chi mi accusava che Vittorio Veneto era una città vecchia per età, è vero, perché a Vittorio Veneto non si muore. E si parlava di negozi, tanti negozi abbiamo visto negli ultimi anni hanno avuto le serracine che si sono abbassate, però ci sono anche tanti contenitori vuoti in città. A proposito, ci arriva una domanda da un telespettatore che chiede il futuro, se avete pensato per gli immobili ex militari, in particolare chiede di Palazzo Piccin. Sono immobili? Sì, sono immobili che purtroppo non sono del comune, sono in mano al demanio militare, quindi sono di proprietà privata, fra virgolette, è come tutta Tandura, per dire, o tutti gli appartamenti, con la necessità che abbiamo di appartamenti anche a uso sociale a Vittorio Veneto, in via Duca d'Aosta, sono lasciati lì. C'è un colloquio continuo con il Ministero e vediamo se riusciamo a far qualcosa, ecco. Però stiamo parlando di immobili che non sono in nostro possesso. Altra domanda da casa, i cittadini per vostra stessa missione nei form che avete raccolto via social vi chiedono e parlano del decoro urbano. Come pensate di agire? Quali sono le azioni concrete per dare riscontro a queste richieste? Ma guardi, il decoro urbano purtroppo è stato un po' tralasciato, lo dobbiamo dire, però c'è un avanzo di amministrazione che permette di fare, diciamo, i bandi per fare le asfaltature. Via Martiri è già finanziata, che è una delle... allora, essendo un ciclista, purtroppo con la bicicletta forse è difficile passare per Via Martiri, con la mountain bike ce la faccio, ma in Via Martiri devo passare sotto, e quello è un qualcosa che dobbiamo fare subito, e lo faremo subito. Lo stiamo vedendo come è ridotto, ecco, il porfido. Quindi sì, abbiamo effettivamente un tratto di Parigi-Roubaix che non fa bene alla città. C'è già il bando, c'è già tutto pronto, e quindi si partirà, penso, in primavera adesso con l'assegnazione dei lavori. Ok. E altra segnalazione? Sì. Sa anche quanti soldi ci sono? Sì, il fatto questo è, io la chiamo manutenzione, dovrebbe essere manutenzione ordinaria, così non è stato. So perché non è stato così, so come fare a risolvere questo problema, che è un problema che riguarda soprattutto la programmazione e l'organizzazione. So come incidere su questo perché purtroppo l'ho vissuta sulle mie spalle. Poi qualcuno dice se tu eri vice sindaco e potevi fare qualcosa, capisco che dicono così, ma poi ci sono delle dinamiche che vanno oltre, che magari qualcuno, se è dentro, se avrà magari amministrare al posto mio, capirà, però so esattamente come fare a risolvere questo problema in manutenzione ordinaria. I fondi ci sono, i soldi ci sono, la programmazione so come farla, e quindi da questo punto di vista si volterà certamente pagina. Bisogna dire anche una cosa, che
avremo bisogno anche di comprensione da parte degli enti da sovrintendenza, perché da consigliere comunale e sindaco non so se questa sia la terza volta che mettiamo a posto via Martiri. Quindi bisognerebbe fare finalmente, non mettere il porfido nella sabbia, ma mettere il porfido come dappertutto cementato. Adesso la fognatura è stata fatta, quindi non ci sono difficoltà per fare questo, e penso sia la volta buona, perché ripeto, non so se è stata fatta, le ho fatta 3 volte e questa è la quarta, quindi vuol dire che la sovrintendenza, che pretendeva assolutamente che ci fosse messo il porfido sulla sabbia, non può essere. Ricordo che quella è un tratto, adesso, dopo che è stata declassata con il traforo, era la statale 51 di Alemagna. Sì. Quindi, trafficatissima. Sì, quindi cerchiamo di capire che forse il traforo, che è stato criticato a suo tempo, adesso è un'opera che tanti, non dico tutti, ma tanti la usano, e sicuramente ha dato la possibilità anche per intervenire proprio in maniera efficace e senza avere l'assillo della strada bloccata, per fare appunto questa operazione del rifacimento del porfido. E sul tema della sicurezza, la lista Tony Darè come lo declina? Allora, guardi, la sicurezza bisogna farla chiaramente, parlare con le forze dell'ordine che abbiamo in città, i nostri vigili del fuoco, andare dal prefetto, parlare con il questore ed eliminare quelle che sono le anomalie nelle nostre città, che non sono più anomalie, ma sono ormai una consuetudine. Ma per fare questo si fa un'operazione che parte dal sindaco con i propri vigili, con le forze dell'ordine. Qua abbiamo polizia stradale, abbiamo carabinieri, abbiamo guardia di finanza, e quindi possiamo fare questo d'accordo con il vicequestore che è a Conegliano e con il prefetto. Si va a debellare quelle che sono queste anomalie. Naturalmente poi a tutto questo c'è, ed è già stato stanziato, il piano delle telecamere, quindi è il piano della sicurezza. E quindi questo è quello che noi stiamo facendo, che ripeto, le telecamere sono già finanziate. Okay. E poi, se posso intervenire, sì, 2 aspetti nuovi. Innanzitutto abbiamo tolto le panchine là vicino in pista ciclabile, dove dei balordi andavano, zona Lidl. sì, esatto, abbiamo tolto le panchine, si sono spostati in un'altra zona e anche lì toglieremo le panchine. E poi magari invito i vittoriesi domani alle 17:30 al Quadrilatero. Ci sono delle attività produttive del Quadrilatero che organizzano ancora eventi per portare gente all'interno del Quadrilatero, perché più gente bella arriva, più i balordi si allontanano. Poi però bisogna fare tutto quello che Tony ha detto. Per lei, Posocco, una domanda. Nell'ambito del decoro urbano non si potrebbe agire con delle prime azioni, riaccendere le fontane del centro, togliere erbacee dalle fontane dei frati, sistemare qualche marciapiede che già darebbe un'immagine diversa della città? Sì, ho litigato stamattina per la fontana in centro. Ho detto: cosa aspettiamo a riaccendere la fontana? Bisogna stuccarla, mi ha detto. Sì, ma c'era ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio. Capisce che qualcosa non funziona e qualcosa va riorganizzato, e l'osservazione del telespettatore è assolutamente corretta. Le prime azioni che si faranno, via Roma, senz'altro voglio farla partire immediatamente. Con la fontana del Cardinale senz'altro bisogna intervenire da subito, quindi concordo esattamente con quanto ha scritto questo telespettatore. Poi una domanda più a livello politico rivolta a lei, Darè. Dice: in caso non vincessero le elezioni, aspettando anche il risultato della Lega alle europee, sarebbero disposti a rientrare nella Lega in caso saltasse il segretario Salvini e venisse eletto un nuovo segretario? Ma guardi, questa è una bella domanda, anzi ringrazio il telespettatore che l'ha posta. Io sono stato espulso perché ho criticato Matteo Salvini, ma per la politica che ha fatto sia nella politica europea sia nella politica territoriale. Io sono stato espulso, quindi
non sono della Lega, ma in realtà sono della Lega, voterò Lega, nonostante sia stato espulso, perché ho fatto 40 anni in questo movimento politico, in quale non si fanno 40 anni se non ci credi, con alti e bassi, con vittorie e sconfitte, tante belle soddisfazioni, e quindi ho fatto 15 anni, 14 anni il segretario provinciale, ho fatto 3 anni e mezzo il segretario regionale, quindi ho gestito la politica territoriale. Matteo Salvini non ha mai voluto ascoltare la voce di chi il popolo lo segue, non ha voluto creare una segreteria politica che poteva essere fatta benissimo, non tanto dal sottoscritto, ma credo che un Luca Zaia, un Federica o un Fontana possano essere stati dei validi collaboratori per gestire la politica nazionale, e questo non lo ha fatto. I risultati si vedono, dal Papeete in poi è stata una discesa, diciamo così, una discesa libera che porterà sicuramente a dei risultati molto negativi per quanto riguarda le europee, perché effettivamente si parte nel Veneto, ricordo che io ero segretario, si è usciti con il 49-97, non so se faremo il 49-97. Quindi nel cuore comunque c'è ancora questo spirito. Io mi dispiace per leghista. questo, perché sicuramente bisogna dare il merito a Matteo Salvini, che ha portato la Lega a livelli stratosferici, perché il 33% non l'abbiamo mai preso. Però se avesse avuto una politica oculata, avendo una segreteria politica, sicuramente non saremo al 33%, ma sicuramente il 20-25% l'avremo ancora, perché la gente ha cambiato e sta votando altri partiti, ha trovato altre soluzioni, proprio perché è scontenta della linea politica del segretario. E altra domanda da casa riguarda sempre il decoro, la sicurezza. Segnalano il fatto che la segnaletica orizzontale sia stata fatta a metà in pieno centro a Vittorio Veneto, in particolare l'incrocio tra via Dante e via Vittorio Emanuele II. Posocco, non so se era... Posocco, guardi, Posocco, allora le spiego via Galileo Galilei, no, per rispondere a questo non l'ho vista, ma mi fa ancora non più. So. Allora, via Galileo Galilei vedo che fanno la segnaletica. Boh, ho detto, ma se ho partecipato a un bando per asfaltare via Galileo Galilei, ho detto, perché vai a farmi la segnaletica nuova? Cosa devo dire? Poi faccio delle critiche, mi dicono non far critiche, però ragazzi miei, se sono qui con Tony e sono con una squadra chiara, una squadra con un certo tipo di persone, è perché so che adesso posso risolvere i problemi. Ecco. Ok, sono le 21:38, quindi ci avviamo verso la fine di questa prima parte con la lista Tony da Re. Ecco, chiedo a lei quindi, Gian Antonio da Re, perché votare per la lista Tony da Re? Bisogna votare per la lista Tony da Re perché Tony da Re sarà al fianco di Gianluca Posocco nell'amministrare Vittorio Veneto. Lui è giovane, io sono un po' più anziano, la carta d'identità non si può nascondere, però l'esperienza, aver fatto il consigliere regionale, aver fatto l'europarlamentare, essere stato sindaco, questo mi dà la possibilità, ho la possibilità di dare dei consigli, di dare delle indicazioni, mi servono tanti voti per dare un supporto chiaramente al candidato sindaco Gianluca Posocco, quindi votate per la lista Tony da Re, votate per me e per tutti i miei componenti che compongono questa straordinaria lista della società civile. Ci sono imprenditori, ci sono operai, ci sono giovani, ci sono anziani. Vogliamo veramente far ritornare, si gira pagina, vogliamo far ritornare Vittorio Veneto, gli splendori che ha avuto, che ha e che deve avere. Questo è il mio appello che faccio a tutti i cittadini vittoriesi. Ripeto, 47 anni, sono giusti per fare il sindaco, ha l'esperienza, 10 anni di amministrazione, 5 anni di amministrazione, 5 anni li ha fatti in opposizione, quindi sa benissimo cosa gli aspetta e cosa si aspetta, però siamo qua per dare una mano, per far splendere questa splendida città di cui siamo tutti quanti innamorati. E a Gianluca Posocco chiedo al volo, in caso di vittoria per Gian Antonio da Re ci sarà un posto in giunta?
Secondo voi Tony vuole venire in giunta? Bene, allora ringrazio la lista Tony Darè per essere stati qui con noi questa sera e quindi grazie a Gian Antonio Darè, il capolista. Grazie dell'ospitalità, grazie a chi ci ha ascoltato da casa. Ha fatto anche le domande perché non sono mancate, qualcuna mi scuso con i telespettatori, ma per questioni di tempo non siamo riusciti a farle tutte. E grazie anche a Gianluca Posocco, grazie a tutti voi, che rivedremo come già anticipato martedì 21 maggio alle ore 21 ci sarà il confronto che potrete seguire in diretta TV sulla Tenda TV, ma anche in presenza, dandovi appuntamento nell'aula magna del seminario a Ceneda. Ora dunque una breve pausa e fra pochissimi minuti spazio alla seconda lista, che è Progetto Vittorio Futura. A tra poco.
Martedì 21 maggio alle ore 21, speciale La città che vorrei, il confronto tra i candidati organizzato da Oggi Treviso e la Tenda TV. Mirella Balliana, Giovanni Braido, Luisa Camatta, Gianluca Posocco. Uno di loro sarà il sindaco di Vittorio Veneto. Martedì 21 maggio alle ore 21, in diretta dall'aula magna del seminario vescovile di Vittorio Veneto, naturalmente sulla Tenda TV. Rieccoci in studio, ora spazio alla lista Progetto Vittorio Futura, che è una delle 5 che compone la coalizione a sostegno della candidata a sindaco Mirella Balliana. A presentare lista, squadra e priorità, eccoci in studio con Giulio De Antoni e Adriano Botteon, scusate. Botteon. Buonasera. Buonasera Claudia. Grazie. Ecco, grazie a voi di essere qui, adesso sento anche tuonare, quindi anche voi insomma avete sfidato il meteo pur di mantenere fede a questo impegno, grazie. E allora da casa c'è sempre modo di porre le domande alla lista Progetto Vittorio Futura, WhatsApp o SMS, il numero 348 21 11 373. E con questa lista abbiamo a disposizione ora 24 minuti, sono le 21:46. Allora, De Antoni, voi siete stati i primi ancora a fine febbraio a presentare la lista. Perché avete deciso di sostenere Mirella Balliana sindaco? Bene, buonasera a tutti innanzitutto. La scelta di Mirella Balliana è stata una scelta non improvvisata, ma il frutto di una lunga discussione, di un lungo approfondimento che c'è stato tra tutti i gruppi che hanno partecipato, che partecipano a questa coalizione di 5 liste. Quindi abbiamo approfondito le diverse problematiche che ci sono sul tappeto, abbiamo discusso con tutti i nostri gruppi e alla fine siamo arrivati a definire quello che poteva essere un programma per i prossimi 5 anni della nostra coalizione e alla fine abbiamo anche scelto la persona che ci deve rappresentare, diciamo, in questa tornata elettorale. Abbiamo scelto Mirella perché è sicuramente una persona preparata, ha fatto notevole esperienza in questi anni, anche con me in Consiglio Comunale in questi ultimi 5 anni, è una persona generosa, una persona che si impegna sicuramente, una persona che ascolta le persone, ascolta i cittadini e ha sempre cercato di dare risposte a tutte le richieste che i cittadini hanno fatto in questo periodo. Quindi appoggiamo con entusiasmo, con certezza la Mirella Balliana in questa avventura che tutti assieme vogliamo portare a termine con successo e assicuriamo poi la presenza di tutti noi in una squadra compatta che sta lavorando veramente bene in questi mesi per raggiungere l'obiettivo che tutti auspichiamo. Allora Botteon, lei e De Antoni siete alcuni dei volti già noti ai vittoriesi di questa lista. Lei è un ex consigliere comunale, De Antoni un consigliere comunale uscente. Ma di chi altri si compone la lista Progetto Vittorio Futura? Allora, la lista Progetto Vittorio Futura è una lista meravigliosa di cui siamo veramente orgogliosi. Ci siamo presentati per primi perché è da tempo che lavoriamo insieme, abbiamo analizzato diverse questioni cittadine, abbiamo elaborato delle proposte e quindi con grande entusiasmo ci presentiamo a questo appuntamento elettorale. Da chi è composta? Quindi oltre a noi che abbiamo esperienza in Consiglio Comunale, come hai giustamente detto, abbiamo persone preparate in diversi ambiti. Quindi dal punto di vista culturale, scolastico, abbiamo 2 forze che sono Silvia Bevilacqua e Silvia Gasparetto, le nostre 2 Silvie che hanno sicuramente esperienza, preparazione e entusiasmo da vendere. Dal punto di vista lavorativo abbiamo una manager di successo, la Giorgia Franceschet, abbiamo dei professionisti nel campo dei commercialisti, revisori come Mauro Marcon, Tiziano Poser e Nicole De Carlo che sono estremamente seri e preparati. In ambito economico, bancario abbiamo Marco Borsoi, ex candidato sindaco, abbiamo Roberta Faraon da San Giacomo, vulcanica Roberta Faraon da San Giacomo. Nel campo della sanità abbiamo Sara Della Giustina che è farmacista molto preparata. Dal punto di vista legale abbiamo un'altra combattente per i diritti dei minori, animalista anche, che è Serena Martini. Dal punto di vista ambientale abbiamo un giovane di Fadalto che è Riccardo Ortolan, molto in gamba, una giovanissima, la più giovane tra le candidate l'abbiamo noi, che è Elisa Chiarel, è studentessa universitaria, e poi abbiamo dulcis in fundo 2 bei pensionati, Dina Bitto che fa parte dell'Università di Formazione Continua, Ippolito Pinto, e poi abbiamo Giuseppe Zampieri
ex presidente del quartiere del centro prima che sopprimessero i quartieri, e nonché ex dirigente, persona sicuramente molto preparata anche lui. Ecco, ha citato i giovani, c'è Elisa Chiarel, 20 anni, la più giovane donna candidata. Ecco, che ruolo giocano i giovani all'interno della vostra lista, anche per la programmazione? Allora, direi, posso rispondere io? Certo, Allora, certo. I giovani secondo me sono fondamentali. La nostra lista si chiama Progetto Vittorio Futura, progetto perché si basa su obiettivi e progetti per raggiungere questi obiettivi, e sicuramente quello di ringiovanire la città e ripopolarla è secondo me l'obiettivo principale, secondo noi, perché penso che tutti affrontino il problema della decrescita, del problema del trend anagrafico, che purtroppo è un problema per questa città, e noi abbiamo delle idee. Uno dei punti di forza della nostra città è la scuola. Abbiamo degli istituti che sono piazzati nelle classifiche Eduscopio tra i primi posti a livello regionale. Abbiamo un gran flusso di studenti che arrivano in città Vittorio Veneto, ed è un fattore su cui dobbiamo puntare. Come puntare? Abbiamo delle idee chiare. Uno, percorsi post diploma. C'è una tendenza che dobbiamo sfruttare, che è molto finanziata anche dalla regione. Si tratta degli ETS, con gli istituti tecnici superiori, percorsi post diploma di 2-3 anni che stanno sorgendo, e diverse cittadine della regione, tipo Tiene, Noventa, Padovana, stanno usufruendo di finanziamenti per questi percorsi che portano ragazzi ad acquisire le competenze tecniche insieme alle aziende. In questo modo, uno, si danno alle aziende i tecnici di cui hanno bisogno, e c'è grande carenza di tecnici; due, si portano giovani in città, quindi anche oltre i 18-19 anni, che di solito è la soglia scolastica. Quindi due piccioni con una fava, è finanziato, e bisogna assolutamente seguire questa strada. Altra piccola cosa, altra piccola idea che abbiamo e che vogliamo perseguire, il fatto di portare anche giovani da fuori e anche dall'Europa a Vittorio Veneto. Quindi percorsi Erasmus, sempre per scuole superiori, da destinare a Vittorio Veneto. Sappiamo con certezza che ci sono molti ragazzi, anche adesso ne sono alcuni che partono, che vanno in certe cittadine europee per fare percorsi di alternanza scuola-lavoro, con esperienze belle dal punto di vista umano, meno belle dal punto di vista professionale. A Vittorio Veneto abbiamo le competenze e l'esperienza per fornire dei percorsi belli, precisi, arricchenti, e avere cittadini europei che arrivano a Vittorio da diversi paesi sicuramente contribuirà a rilanciare la città. Sì, prego. Sui giovani, una cosa interessante credo che stiamo organizzando in questi giorni, e quindi proprio sabato prossimo alle 16:30 faremo un incontro con i giovani dai 16 ai 20 anni, quindi non è una mossa elettorale, ma è proprio un tentativo di coinvolgere già adesso dei giovani su quella che può essere, diciamo, l'impegno amministrativo nel tempo, anche perché la nostra associazione, il nostro gruppo non vuole comunque terminare la sua attività con queste elezioni, comunque vadano, ma vuole continuare proprio a lavorare, perché ci siamo resi conto che in città ci sono tante persone che vorrebbero apportare delle loro idee, e noi puntiamo proprio sui giovani, quindi questo tentativo che facciamo sabato prossimo, sabato 18 maggio, proprio sabato in biblioteca alle 16:30 in sala consiliare, Okay. quindi anche in una sala importante, che Sì. quindi faremo conoscere i giovani, perché molti forse non ci sono mai stati, quindi è anche questo un tentativo che facciamo, proprio di puntare sui giovani. Sì. E chiedo sempre a lei, De Antoni, la dicitura della vostra lista contiene anche la parola futura. Lei ha detto bisognerà fare una programmazione a medio-lungo termine. Cosa significa? Certo. Il tema della programmazione è la cosa secondo noi più importante, nel senso che la città, diciamo, in questi anni ha avuto tutta una serie di problematiche, no, legate al decremento demografico, legato agli appartamenti sfitti, legato a tutta una serie di cose che non riusciamo, a una serie anche di impianti, di opere pubbliche che non riusciamo a completare o mettere a norma. Quindi dobbiamo pensare a un progetto di medio-lungo termine, e vorremmo che questo progetto fosse condiviso con la città, ma anche in qualche modo condiviso anche con la minoranza, se riusciremo a vincere noi queste elezioni, perché sono temi, sono progetti che devono avere una portata molto lunga. Pensiamo
a Villa Papadopoli, per fare un esempio, cioè è impensabile, cioè, pensare di riuscire a fare un intervento, diciamo, importante in 5 anni, cioè noi siamo per rivitalizzarla, per sistemarla, per ristrutturarla, per fare qualcosa di importante, però ci vogliono anni e anni. Non la vogliamo assolutamente vendere, deve restare un patrimonio della città, però ha bisogno di una programmazione più lunga per riuscire ad essere completata. Volevo aggiungere e sottolineare questo aspetto della anche condivisione con la città e con le forze politiche che ci saranno in Consiglio, perché sono progetti che devono essere condivisi per poter continuare poi anche dopo la prima tornata amministrativa, e quindi su questo contiamo molto, ecco, di riuscire a trovare un consenso su queste grosse iniziative. Voi cosa vorreste mettere dentro a Villa Papadopoli? Bella domanda, questa a cui io sinceramente, se mi chiedi una risposta precisa non te la so dare. Penso che sia impossibile in questo momento per il Comune avere un progetto, perché ovviamente i fondi per Villa Papadopoli sono importanti. Cito un altro progetto che in questo momento è partito e di cui si sa pochissimo in città, che è la ristrutturazione della Gotti. La ristrutturazione della Gotti è il finanziamento più importante del PNRR, 3,5 milioni destinati alla Gotti, eccola qui, e non sa nulla nessuno. In città veramente credo che su 27.000 abitanti che abbiamo, 26.000 non sappiano assolutamente di cosa parla il progetto della Gotti, su cui si stanno spendendo così tanti soldi. A confronto Villa Papadopoli sono altre cifre, sicuramente molto superiori, e quindi sicuramente il Comune da solo non può. Prima si parlava di biblioteca, è chiaro che Ceneda deve restare per noi il centro dei progetti culturali. Biblioteca va rivista, non è più dobbiamo superare il concetto di biblioteca dove luogo dove si va a prendere i libri e magari a studiare. Molte città in Europa, tantissime, ma anche qui basta pensare a Montebelluna, la biblioteca è vista come luogo di aggregazione, luogo di iniziative culturali, aggregazione sociale e luogo multimediale dove giovani, meno giovani, c'è l'Ippolito Pinto, formazione continua, che sicuramente svolge un ruolo importante, possano ritrovarsi, possano proporre incontri con la cittadinanza, soprattutto a tema culturale. E quindi questo deve essere anche a Vittorio Veneto. Dove farlo? Sicuramente c'è la Rotonda, c'è Villa Papadopoli, è chiaro che lì bisogna che i progettisti incaricati ci portano dei progetti che non siano quello che abbiamo visto in Consiglio Comunale, purtroppo portato dalla maggioranza, che va a creare ancora, a buttare ancora nuovo cemento, va sottoterra e non va a toccare nessuno di quelli che sono gli immobili che bisogna invece riprendere e far rivivere. Prego. Però io un'idea sulla Villa Papadopoli ce l'avrei, nel senso che quando abbiamo discusso in Consiglio Comunale sul PAT, il professionista incaricato ci ha parlato di incontri che ha avuto anche con le aziende della zona industriale, e tutti hanno sottolineato la necessità che ci sia un rapporto più diretto tra la città e la zona industriale. La zona industriale sembra là abbandonata, sono difficili i trasporti, difficoltà per arrivarci con i mezzi pubblici, tutta una serie di considerazioni. Ed era emersa la possibilità, insomma, di realizzare un qualche cosa, e noi proponiamo che venga fatto io propongo, non è ancora un progetto, certo. Però sta nel vostro programma elettorale. Nel nostro programma c'è questa proposta, insomma, di individuare Villa Papadopoli come un riferimento anche per le attività della zona industriale, ad esempio per creare un centro di formazione, sempre nell'onda di quello che diceva anche prima Adriano, un centro di formazione e anche forse una foresteria o qualche cosa che possa essere utilizzato anche dalle persone, insomma, che vengono in zona industriale, anche cittadini stranieri, che con tutte queste belle aziende che abbiamo sicuramente c'è molto movimento anche in questo senso, e quindi questa potrebbe essere una realizzazione importante che creerebbe anche questo legame stretto tra la città e la zona industriale. Ci arrivano le prime domande da casa e un telespettatore la rivolge a lei, De Antoni. Nell'ultima tornata amministrativa lei si è abbattuto più volte contro il progetto di realizzazione del sottopasso in zona industriale. Nel caso in cui veniste eletti, quale provvedimento adotterete? Realizzare l'opera o destinare i fondi altrove? Mi sono sempre battuto contro il sottopasso, e ricordo che in un incontro che abbiamo avuto qui, parlandoti, avevamo detto che era una cattedrale nel deserto.
mi sembra che ancora sia così. Diciamo, è sintomatico il fatto che a distanza di 4 anni dalla decisione di realizzare questo sottopasso ci siano tutti i soldi per poterlo realizzare e non c'è ancora pronto il progetto esecutivo per realizzarlo. Secondo me, fino a quando noi non riusciamo a infrastrutturare la zona al di là della ferrovia e quindi realizzare poi una possibile zona industriale, fino a quando non riusciamo a creare qualche cosa dall'altra parte, non ha senso realizzare questo sottopasso, permettetemi solo, per arrivare al centro di raccolta dei rifiuti della Savno. E se sarà possibile, io ho in mente che c'è una convenzione tra il Comune di Vittorio Veneto e la rete ferroviaria italiana, una convenzione che mi auguro possa essere in qualche modo rivista, e quindi in questo caso, se fosse possibile, riusciremmo a utilizzare, ripeto, una cifra enorme che abbiamo già stanziato su questo progetto. 1.600.000 euro di soldi dei vittoriesi sono stati stanziati per questo progetto e sono fermi lì da anni. Quante cose avremmo potuto fare con quei soldi? Questo io mi chiedo. Allora, se sarà possibile, viste anche tutte le esigenze che abbiamo, se potremo riuscire a rivedere la convenzione con Rete Ferroviaria Italiana, che peraltro ha sempre un impegno che non ha ancora realizzato, che è quello di migliorare la stazione ferroviaria di Vittorio Veneto, realizzando quelli sì un sottopasso per andare a secondo binario ed evitare l'attraversamento dei binari quando i treni sono uno da una parte e uno dall'altra, in sostanza. Ecco, quindi anche questa cosa potrebbe, secondo me, essere rivista e accordarci con Rete Ferroviaria per una soluzione diversa. Okay. Altra domanda da casa la pongo a lei, Botteon. Se andrete ad amministrare, cosa pensate di fare per la mobilità pubblica, visto che la MOM ha intenzione di fare il trasporto pubblico a chiamata con tutte le difficoltà, visto che la popolazione è anziana e non è sicuramente in grado di accedere al portale di prenotazione? Bene, la mobilità va sicuramente rivista, anche la mobilità pubblica. Dico subito, secondo me, secondo noi, quello che è un intervento da fare immediatamente, ed è collegare la zona industriale. Io veramente lo trovo incredibile che non ci sia. Arriviamo ad Anzano con la MOM, non arriviamo in zona industriale. Io sono professore, abbiamo i ragazzi che vanno in alternanza scuola-lavoro in zona industriale e non ci riescono ad arrivare perché non c'è il mezzo pubblico. E quindi dobbiamo combattere contro questa mancanza di un servizio che è veramente incredibile. Quindi va rivisto. Il servizio va rivisto anche perché è vecchio. Penso che il sistema boomerang ormai sia superato, la città ha avuto dei cambiamenti e questi cambiamenti non hanno portato a nessun cambiamento. E quindi qual è la conseguenza? La conseguenza è che abbiamo i mezzi pubblici, quindi gli autobus urbani, che sono spesso abbandonati, sono vuoti molto spesso e non rispondono a quelle che sono le richieste dell'utenza. Quindi sicuramente va rivisto, bisogna investire, siamo azionisti della MOM, ma ce ne dimentichiamo spesso e quindi va sicuramente visto. Il discorso a chiamata potrebbe essere una soluzione, ma va vagliata molto molto attentamente, perché può anche essere una strada per tagliare un servizio che abbiamo a Vittorio Veneto, che abbiamo conquistato negli anni e che rischiamo di perdere. Altra domanda da casa rivolta a De Antoni: tra i progetti fermi al palo dopo la mancata approvazione della variazione di bilancio c'è Datti una mossa, un'attività per promuovere le persone ad avvicinarsi allo sport, sostenuto anche dall'ULSE, che dovrebbe partire il 13 giugno, ma è ferma. Come pensate di farla ripartire? Correggo il telespettatore, l'attività non è ferma, proprio oggi abbiamo parlato al telefono, adesso qui mi svesto della mia funzione di consigliere comunale, assumo quella di consigliere di scuola di maratona, che si occupa sia dei gruppi di cammino che anche di Ridatti una mossa. La cosa sta andando avanti, tant'è che è prevista una riunione mi sembra per giovedì prossimo, se non sbaglio, o martedì o giovedì prossimo, proprio oggi la responsabile che sta seguendo questa cosa mi ha chiesto gli impegni di scuola di maratona sulle diverse giornate con le cose che di solito facciamo noi, e quindi la cosa sta andando avanti, non c'è nessun problema. Forse il Comune aveva previsto, insomma, di dare un contributo per facilitare questa attività, ma mi sembra che anche le altre società siano d'accordo di andare comunque avanti, e anche la persona che coordina questa cosa proprio oggi al telefono mi diceva che si andrà avanti comunque. Botteon, abbiamo parlato dei giovani,
Quanto alle politiche sociali, c'è un innegabile problema di alloggi a Vittorio Veneto. Se non sbaglio, anche come gruppo avete affrontato questa problematica. Certo, allora penso che sia forse la principale, insieme al lavoro, quindi la proposta che abbiamo fatto in precedenza va in quella direzione, la questione abitativa è quella che va affrontata in maniera prioritaria. Lo vivo sempre con esperienza diretta scolastica, un sacco di colleghi che vengono da fuori, arrivano in città e non trovano dove andare, quindi ho un sacco di colleghi che stanno a San Fior, che stanno a San Vendemiano, che stanno a Conegliano e non vengono a Vittorio perché a Vittorio non si trovano appartamenti in affitto, ce ne sono pochissimi con prezzi molto alti in una città piena di volo, perché vuoti ne abbiamo tanti appartamenti, quindi sicuramente bisogna intervenire. Dove intervenire, da dove partire? Faccio degli esempi, abbiamo i condomini militari, abbiamo due condomini militari in via Galilei, ne abbiamo uno in via Duca d'Aosta, che sono lì abbandonati, pronti, non pronti, perché sicuramente adesso bisogna rimetterci mano, ma non sono neanche in condizione così disperata, quindi con un investimento relativo si recuperano 60-70 abitazioni da destinare a chi vuole venire a Vittorio Veneto. È chiaro che poi vi vanno assegnati, è chiaro che bisogna dare prevalenza a chi si vuole dare prevalenza, quindi giovani sicuramente, coppie, e questa è una delle prime cose, è uno dei primi interventi su cui puntare per cercare di rilanciare e anche di abbassare l'età media della città. Chiaramente il tutto, diciamo, in collaborazione con l'Ater, perché non è pensabile che il Comune possa organizzare questa cosa, però premere sull'Ater perché realizzi queste iniziative, avendo già i fabbricati pronti. Alcuni di questi fabbricati che avete citato hanno ancora degli appartamenti che sono utilizzati, quindi è arrivato proprio il momento di affrontare con coraggio e con determinazione questo aspetto, perché altrimenti non possiamo parlare di crescita della città, insomma. Se mi permetti, parlando di giovani, grida vendetta il fatto che Vittorio Veneto abbia rinunciato ai fondi per gli asili nido che arrivavano, quant'era la cifra? Parlo di 1 milione di euro. Sì. 1 milione di euro che potevano arrivare a Vittorio, quindi finanziamenti per mettere in piedi un nuovo asilo nido, e abbiamo rinunciato perché non ci hanno creduto, l'amministrazione attuale non ci ha creduto, e sicuramente dobbiamo andare in direzione opposta rispetto a questa scelta. Sono le 22.07, ultimi minuti. Se vi dico Aerocampo di San Giacomo di Veglia, voi cosa mi dite? Prego, De Antoni. Io personalmente sono contro la realizzazione di questa iniziativa faraonica da 16.600.000 euro in quella zona. Mi rendo conto delle necessità delle associazioni sportive, del rugby e del calcio, però credo che realizzare quest'opera al confine sud della città, che è già lunga 18 km, sia un ulteriore diciamo, allungamento della città, che dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista di tenere unita la città già divisa in tanti quartieri, è sicuramente una cosa negativa. Quindi per quanto mi riguarda cercherò di approfondire questo tema, perché non abbiamo ancora tutti gli elementi, ma la possibilità di realizzare il campo da rugby in un altro luogo, e qui ci sono state tante proposte, realizzare un altro campo da calcio se serve a San Giacomo, piuttosto che investire questa cifra così grande proprio in fondo alla città, che poi creerebbe anche grossi problemi di traffico su San Giacomo, perché se facciamo questi due campi, mette che ci siano sempre 100-200 ragazzi, pensiamo alle mamme che portano su e giù i bambini, vanno e tornano 2 volte in un pomeriggio, creerebbero ancora più difficoltà di traffico su San Giacomo, quindi questo progetto secondo me deve essere rivisto. Ok, ultima domanda ad Adriano Botteon: perché l'8 e il 9 giugno votare la lista Progetto Vittorio Futura? Allora, perché il Progetto Vittorio Futura è una lista moderata, piena di gente di qualità, quindi seria. Vi invito tutti gli spettatori, tutti i vittoriesi, a leggere il nostro programma. Abbiamo un opuscoletto che stiamo distribuendo, che è dettagliato, quindi ci sono un sacco di idee, quindi quelle che avete sentito stasera e altre idee, quindi perché nasce da un lavoro serio. Penso che chi legga questo opuscolo si rende conto che il Progetto Vittorio Futura è una lista seria che si candida ad amministrare Vittorio Veneto per migliorarla e per rilanciarla non fra un anno, non fra 2 anni, ma per rilanciarla nel tempo, quindi in modo che fra 15-20 anni Vittorio Veneto torni a essere la città bella e importante che era.
Grazie a Giulio De Antoni e ad Adriano Botteon qui stasera per la lista Progetto Vittorio Futura che sostiene la candidata sindaca Mirella Bagliana. Grazie mille. Grazie a te. Bagliana, che ricordo ancora una volta sarà martedì una delle protagoniste del confronto che andrà in diretta alle ore 21. Ora un'altra breve pausa per ritornare in studio per l'ultima lista, che è la lista della Lega. A tra poco.
Martedì 21 maggio alle ore 21, speciale La città che vorrei, il confronto tra i candidati organizzato da Oggi Treviso e la Tenda TV. Mirella Balliana, Giovanni Braido, Luisa Camatta, Gianluca Posocco. Uno di loro sarà il sindaco di Vittorio Veneto. Martedì 21 maggio alle ore 21, in diretta dall'aula magna del seminario vescovile di Vittorio Veneto, naturalmente sulla Tenda TV. Rieccoci in studio, ora spazio alla terza lista di questa sera, che è la lista della Lega, una delle 5 che sostiene il candidato sindaco Giovanni Braido. Vi presento subito gli ospiti qui in studio. Abbiamo Giancarlo Scottà, buonasera, il capolista, ed Eleonora Riva, un volto nuovo di questo appuntamento elettorale. Buonasera. Come anche per le precedenti liste, anche ora potete inviarci le vostre domande via SMS o via WhatsApp al numero che vedete come sempre in sovraimpressione, il 348 21 11 373. Con la lista Lega abbiamo a disposizione 24 minuti, come sempre i 120 minuti diviso il numero delle liste che sostengono la coalizione, in questo caso 5. Allora, parto da lei, Giancarlo Scottà, ex sindaco della città, consigliere comunale uscente, quindi un volto noto a tutti i vittoriesi. Le chiedo perché la Lega ha deciso di sostenere Giovanni Braido come sindaco. Bellissima domanda. Allora, faccio una piccola memoria. Giovanni Braido ha fatto con me 10 anni a Vittorio Veneto, 99-2009, e in questa avventura, che è stata molto fruttuosa per ciò che abbiamo e che siamo riusciti a fare, cosa principale, abbiamo recuperato Serravalle da un catorcio di, come si dicono le pantegane in italiano, non importa, Ratti. ha una realtà molto bella e che fa lustro alla nostra città. Abbiamo anche preso un importante, diciamo, finanziamento, quel contratto di quartieri che ci ha permesso appunto di mettere a posto, e quindi con Braido, e se andiamo a vedere anche cosa abbiamo scritto nei manifesti, ricominciamo da qui. Perché? Perché ricominciamo da qui, da quando io ho terminato dovutamente, perché avevo fatto i 10 anni, c'erano molte cose che erano pronte per essere fatte. Sono passati 5, 10, 15 anni. Ti dico anche qual è l'oggetto in questione, il Palazzo Piazzoni. Il Palazzo Piazzoni, che tra l'altro io ho voluto molto, perché ho dialogato molto con un personaggio importante che vorrei anche dire ai sindaci che potrebbero essere al posto nostro. Se per caso tocca a voi, ricordatevi che Tito Tolot è stato un'anima del volontariato alle persone in difficoltà. Lui aveva creato dal nulla delle cucine, Il centro Piazzoni. E portava il mangiare a gente in case, che sono andato a recuperarne uno una volta in mezzo, era senza finestre, tutto nero l'ambiente e quant'altro. Ecco, con Tito Tolot, che abbiamo dialogato moltissimo, nei contratti di quartiere abbiamo inserito il Palazzo Piazzoni. E quindi io sono qua oggi per poter recuperare quello che non è stato fatto, dei progetti che non abbiamo potuto finire. Dicendo una cosa però, è vergognoso che ci fosse tutte le opportunità per continuare a fare il progetto. Dopo 15 anni era già ora di restaurarlo. Abbiamo perso 15 anni della vita di Vittorio Veneto, che poteva essere a supporto di tutte quelle persone che ho detto prima, anche che trovavamo in appartamenti a metà montagna e quant'altro, e sarebbero state molto bene e sarebbero state seguite molto meglio. Quindi quest'idea di seguire Giovanni Braido stavolta lo metto in prima persona a fare il sindaco, e io lo supporterò per dargli un aiuto e dopo lasciarlo che prosegua da solo. Parliamo della lista della Lega, ci sono dei volti noti e anche volti nuovi. Lei, Eleonora Riva, ne è un esempio. Come si compone questa squadra della Lega che si presenta a queste amministrative? Assolutamente. Intanto un saluto a tutti i concittadini e concittadine.
Per me è un motivo di grandissimo orgoglio essere qui e raccontare la mia storia, che è una storia che va molto in controtendenza perché non sono originaria di Vittorio Veneto, però ho scelto di vivere qui. E è notorio il problema della denatalizzazione, del calo demografico. Invece è una cittadina della quale io mi sono subito innamorata, la frequentavo da giovane. Quelli che vengono dalla montagna si innamorano subito di Vittorio Veneto. Quindi è un orgoglio nel volersi mettere in gioco e fare qualcosa per una città che ho sempre amato e che voglio ritorni un po' allo splendore che vivevo anni fa, quando ero un po' più giovane. Moltissime potenzialità, secondo me, io me la ricordo, la vivevo sotto il profilo naturalistico, enogastronomico, c'erano molte attività produttive, si scendeva a fare shopping, il teatro, il cinema, la cultura, però un po' mi è sempre sembrato ci fosse una mancanza di visione. Chi vogliamo essere? Chi vuole essere Vittorio Veneto? Mancanza di idea di città. Con la squadra di Braido abbiamo condiviso proprio questo tema. Dove vogliamo andare? Chi vogliamo essere? C'è la zona industriale, ci sono delle bellissime passeggiate, siamo veramente a 2 passi tra 3 perle che sono UNESCO, le Dolomiti Bellunesi, le colline del Prosecco, Venezia. C'è un potenziale enorme anche in vista delle Olimpiadi e tra di noi abbiamo condiviso un po' una ferita aperta, che è quella di vivere in una città che ha delle potenzialità enormi e non le sta esprimendo. È una squadra che Giovanni Braido ha scelto, è una fucina secondo me di idee, perché ci sono persone di esperienza che servono sempre, persone giovani che ti danno quella freschezza, quella volontà di portare il giovane al voto. Sappiamo che i giovani, io lo dico da mamma perché ho scelto questa città per vivere, ma per crescere anche mio figlio, che tra l'altro frequenta un'eccellenza del territorio, che è l'Istituto Flaminio, e ho scelto questa cittadina per vivere, per crescere insieme a lui, quindi i giovani sono le persone migliori per parlare ai giovani, per parlare il loro linguaggio. È una squadra che ha competenze, anche se sono un po' passate di moda, mi permetta il termine, Tipo? però ci vogliono anche le competenze oltre alle belle idee. Ci sono persone che sotto il profilo, per esempio, culturale, hanno molte idee, hanno una rete di conoscenze che è fondamentale e sanno il fatto loro, hanno studi, hanno esperienza, hanno competenze, relazioni e questo è fondamentale in tutti gli ambiti della vita e tanto più a livello amministrativo. E un'altra cosa che abbiamo condiviso tra di noi, a me non piace chiamarle quote rosa, perché va tanto di moda pensare alla donna come serve la quota rosa, credo sia un po' démodé e anacronistico. La squadra di Braido è composta da molte donne, ma la donna non è una quota rosa, è un elemento qualitativo che apporta le competenze, anni di studi e tanta voglia di impegnarsi e di mettersi in gioco, non per se stesse, ma per fare il bene della comunità in cui vive e in cui ha deciso di vivere con la sua famiglia. Ecco, Scotta, lei prima diceva... Posso dire una cosa sì, che ho sentito prima, en passando, e ne volevo disturbare la mia collega qua. Pensa che nel nostro gruppo Lega ho un alunno che quando era a Cappella Maggiore, che facevamo le prove di consigli comunali, cose di questo genere, lui ha fatto il sindaco e si ricordava ancora, e quando ci siamo visti e incontrati ha detto: si ricorda che io ho fatto il sindaco a Cappella Maggiore con la scuola media e quant'altro. Sì, e adesso è candidato allora nella candidato lista con noi sua. Nella lista Lega, è anche giovane perché ha un po' più di 20 anni. Sì. E diceva prima ripartiamo da qui, adesso non ricordo Sì, precisamente ripartiamo da qui. Oh, ok. E ripartiamo da dove abbiamo terminato, Citava no? Palazzo Piazzoni, ma poi... Ma non solo Palazzo Piazzoni, che
l'attuale amministrazione si è accorta che aveva 2.700.000 in regione che stavano per, non dico scadere perché erano stati dati nel contratto del quartiere, ma ce n'è un altro progetto che nessuno si è più dimenticato dopo di me, che c'era un finanziamento. C'è il retro della scuola Paravicini che deve essere rimesso a posto, quindi con una grande pista magari per pattini. Sono i soldi, devono essere ancora a Venezia e quindi appena potremo andremo a recuperarli. Quindi sarà un impegno. Ma soprattutto il Palazzo Piazzoni diventerà un centro nominato Tito Tolot, ma con tutte le aspettative che lui avrebbe avuto piacere. Lo potremmo chiamare con termine ormai troppo usato co-housing, ma co-housing per figure, persone sole di una certa età che non ce la fanno più a stare in casa, quindi hanno bisogno di compagnia, hanno bisogno di servizi, hanno bisogno di mangiare, e non sarà solo questo co-housing del Palazzo Piazzoni, ma cercheremo di mettere insieme altre realtà seravallesi per creare come la realtà che c'è a Treviso, Irse, che io sono andato a visitarla, ma se avessero fatto i Piazzoni subito saremmo stati noi a partire per primi, non tanto il Treviso. Ci arrivano le prime domande. Chiedono a lei, Scottà, che ci dice della Mafil col senno di poi? La Mafil è stato un oggetto che abbiamo studiato, valutato e approfondito, dove abbiamo fatto un progetto che l'abbiamo mandato nuovamente ai contratti di quartiere dopo che avevano avanzato di soldi. Quando ho inaugurato l'ospedale, il recupero dell'ospedale, mi trovo un funzionario del Ministero che si presenta. Io sono funzionario del Ministero e dovevo salire, quindi nessuno mi ha invitato, ma mi presento io. Scusi, per quale motivo? Ho due cose da dirle, una buona e una brutta. Mi dica la brutta, gli ho detto subito. No, la bella gli ho detto. Sapete che voi, dopo aver vinto il primo contratto di quartiere, 9 milioni di euro, che avete fatto questo impianto che sono venuto a vedere perché siete stati uno dei comuni che hanno utilizzato subito le cifre per realizzare qualcosa. A parte questa vostra capacità, il progetto che ci è arrivato giù al Ministero è stato il primo a essere... Avevamo il primo progetto approvato, finanziato. Purtroppo dopo è successo che qualcuno, un Di Pietro, ha bloccato questo secondo progetto di quartiere e quindi abbiamo perso i soldi e anche l'idea. Ma l'idea era sulla Mafil. Là doveva diventare un centro nevralgico di tutte le attività comunali, soprattutto che riguardavano, per fare l'esempio, l'urbanistica, i lavori pubblici, tutte quelle cose del territorio che portavamo là. In centro lasciavamo la segreteria, quelle cose che servivano alla gente, l'anagrafe, i vigili e quant'altro, ma là volevamo stabilire tutto quanto il nostro la parte tecnica operativa. Mi ricordo ancora 100 metri di uffici, tutti trasparenti in vetro, che uno entrava e doveva uscire con la soluzione in mano. Però di tutto questo non si è fatto nulla no, e oggi rimane un contenitore. C'è mancato il finanziamento. Voi nel vostro programma... Non è facile dare un programma a quel contenitore se non avessi fatto un progetto importantissimo che ci ha permesso di ottenere il primo premio. Sì. Purtroppo è grande la struttura, è impegnativa e la creatività nasce sempre, basta averla. E quindi le idee non sarà una priorità per il Comune perché in 5 anni non è che si possa fare tutto. Io ho avuto l'opportunità di fare altri 5 anni, quindi ho dato... Però la Mafil era un punto strategico che portava tra San Giacomo e Vittorio Veneto una realtà, una struttura pubblica che poteva fare del bene a tutti. Dopo tu lo sai che io ho toccato anche il monastero, quindi lasciamo stare questo problema. Allora, da casa un complimento arriva per Riva, dice al giorno d'oggi, dice un telespettatore, è sempre più raro trovare gente disposta a mettersi in gioco.
Allora mi collego qui ad un'altra domanda che arriva da casa. Ad ogni tornata, la pongo a lei Riva, ad ogni tornata amministrativa ogni forza politica è sempre molto propositiva, poi tutto cade nel vuoto e molto spesso quanto fatto da una parte politica viene smontato dall'altra. Non si dovrebbe essere più lungimiranti e portare avanti quanto di positivo già iniziato dalle precedenti amministrazioni? Siccome lei non l'ha fatta l'amministrazione, Ma posso No, però... vuoi dirla? Sì, Ti io lascio dico, dirla, dopo magari finisco dico il mio io. pensiero, siamo una squadra, quindi sì. ognuno mette insieme le sue competenze. Io credo sì che sia un errore in qualunque ambito della vita buttare tutto quello che è stato fatto in passato. Dal passato si imparano gli errori, si cerca di non commetterli più. Ci sono sicuramente però degli aspetti, delle idee positive che vanno portate avanti. Io faccio l'esempio, ero a San Giacomo sabato con mio figlio e il papà. Il papà sta gestendo casualmente il cantiere per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Quello è un progetto da portare avanti perché io lo scorso anno sono stata in Egitto, anzi da potenziare, e sono rimasta colpita, meravigliata dal fatto che in Egitto ovunque non c'erano le barriere architettoniche, tu andavi al mercato e avevi le rampe ovunque. Ho detto, caspita, c'è molto da imparare, quindi quello che di buono c'è non va mai buttato via. E bisogna essere propositivi, ovviamente ciascuno ha le proprie idee nel rispetto di quello che c'è stato in precedenza. L'obiettivo è non criticare, ma mettersi in gioco per migliorare, mettersi a ascoltare, che è la prima cosa, Sì. non pensare di calare dall'alto idee perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ascoltare e fare quello che si può con i contatti, le relazioni e la capacità di fare rete e di ottenere finanziamenti, fare squadra e avere la capacità anche poi di mettere a terra le idee. Per metterle a terra ci vuole la capacità economica, lo può fare chi ha le relazioni e lo può fare una lista che rappresenta chi governa la regione e che ha esponenti che rappresentano chi è al governo. Questo è un canale che facilita tantissimo le relazioni e le possibilità Facciamo di parte fare di nel concreto. Lasciamo figli abbandonati. Sì. E venendo al vostro programma, possiamo dare una priorità in un ambito a vostra scelta, dal sociale all'ambiente, alle opere pubbliche, alla sicurezza? Cosa secondo voi... Ho già capito. Io volevo dire che quelle che ho fatto io se le sono dimenticate qualcuno, no? 3 amministrazioni dopo. Però io appena mi ricordo che c'era Villa Papadopoli, tra l'altro, che il sindaco Toni Della Libera con la sua amministrazione aveva fatto un progetto di recupero del tetto perché non crollasse tutto. Cosa devo fare? Abbandonarlo? L'ho portato avanti fino al compimento dell'opera programmata. Se anche gli altri avessero fatto altrettanto su quell'importante lavoro che abbiamo fatto a Serravalle, avremo una Serravalle ancora migliore e anche molto vissuta. Come programma, tutte quelle cose che vediamo brutte in giro per la città, e quindi non sto qua a elencarle. Decoro luci, in generale. Abbattimento delle barriere architettoniche, strade, asfalti. Non andrò mai a fare una riga bianca sopra un buco per coprire il buco. Purtroppo abbiamo visto anche questo ultimamente per la città. Vabbè, si vede che i bianchini sono scivolati, ma tante altre cose, l'ambiente, che abbiamo un ambiente abbastanza pieno di frane, che è tutta la parte di Formeniga e Carpegica, quella parte là. Progetti ce ne sono un sacco, fatti da tutte le amministrazioni. Io 5 anni fa, quando è andato su Miato, ho chiesto alla mia funzionaria all'urbanistica di farmi vedere i progetti che avevamo realizzato noi in quei 10 anni. C'era la tavola piena. E quindi ho detto mettili via, non voglio neanche guardarne nessuno. Ma ce ne sono finché vogliamo. Quindi potrebbe essere pensare pensando soprattutto a dare la stessa capacità di vivibilità a quelle persone in difficoltà,
o a quelle persone sole, a quei ragazzi che cercano una motivazione per passare la giornata o uscire la sera in piena sicurezza, e a quei ragazzi soprattutto diversamente abili che un giorno in questo periodo hanno le loro difficoltà, ma avranno ancora ulteriori e forti difficoltà quando non avranno più i genitori. Quindi per il dopo di noi sarà un mio impegno fortissimo, e hai visto con chi mi sono presentato. Allora, il tempo intanto stringe perché sono già le 22:35, corre. Se vuoi salutarmi. No, chiedo a Riva, ecco, visto che lei è anche mamma, per i giovani che cosa poter fare, cosa potrebbe fare la futura amministrazione? C'è molto da fare, sicuramente il mio pensiero anche per deformazione professionale va ai giovani meno fortunati, quindi un'attenzione altissima al disagio giovanile, all'ascolto di quelle famiglie che in questo momento e dopo il Covid sono purtroppo esplosi i disagi sociali a tutti i livelli. Io vedo mamme disperate, io sono una mamma fortunata, lo ammetto, e è doveroso però da parte mia, da parte di chi è più fortunato, pensare anche a chi lo è meno. Bisogna assolutamente attivare sportelli d'ascolto, la sanità pubblica non ce la fa più, bisogna attivare altri canali per prevenire il disagio giovanile, perché togli un ragazzo dalla strada, lo recuperi, lo riabiliti attraverso lo sport. Ci sarebbero molte cose da dire, so il tempo è poco, però lo sport è un altro elemento sul quale, un altro aspetto sul quale puntiamo molto. Cosa si può fare per i giovani? La sicurezza in primis, il mio pensiero quando mio figlio esce, stai attento, eccetera. E lì torniamo al programma del sindaco Braido, la sicurezza. Quindi, ma non solo per i ragazzi, ma anche per le donne, la libertà di muoversi all'interno della propria città senza il timore di cosiddette baby gang, quindi una città sicura. Regala ai ragazzi la possibilità di muoversi in serenità senza avere paura o limitazioni, perché ne hanno già viste e vissute abbastanza. Vanno creati per loro degli spazi in cui si possono esprimere, possono uscire da quel malefico fenomeno dell'ikikomori con i ragazzi alienati dai cellulari. Bisogna lavorare assolutamente per creare dei contenitori che li portino e li facciano ritornare alla convivialità, a vivere la città. Noi abbiamo in tranquillità, come l'abbiamo in tranquillità vissuta. Abbiamo in squadra un ragazzo giovanissimo che gestisce il Cinema Verdi, che è quello che dicevo prima. mio figlio lo frequenta. C'è un ritorno anche a questa, almeno vedo il gruppo degli amici di mio figlio, un ritorno a questa aggregazione. Sì. Domanda flash per lei, Scottà, arriva sempre da casa. Si ricorda, dice questo telespettatore, che lei ha comprato l'area Rossi a Ceneda di fronte al Papadopoli per creare il parcheggio che doveva liberare Piazza Duomo dalle macchine. Sì. Perché, chiede il telespettatore, 4 giunte leghiste non hanno realizzato questo parcheggio? Tale Michele da Ceneda. Ma io ho già spiegato all'inizio, le cose che ho lasciato non sono state seguite da nessuno per 15 anni. Adesso è inutile che si venga qua a dire facciamo questo, facciamo quest'altro, facciamo il Palazzo Piazzoni, potevate farle prima, scusate. Il tempo passa e noi non godiamo di quello che possiamo avere. Quindi 15 anni sono tanti. Che le persone che hanno fatto ciò ci pensino. Siamo già alle 22:39, quindi... Facciamo ancora 10 minuti? Non so. No, è per la par condicio questo. Quindi faccio l'ultima domanda, se d'accordo, alla candidata Riva. Perché Sfrutti troppo la candidata. Spazio alle donne. Perché l'8 e il 9 giugno votare per la lista Lega? Votare per la Lega perché io ero già convinta di volermi mettere in gioco ora che ne ho le possibilità. Quando poi ho conosciuto il candidato sindaco Braido mi sono convinta ancora di più, perché dietro una persona risoluta ho trovato in realtà una persona estremamente umana, estremamente competente, ha 3 lauree, è un avvocato penalista,
sa come muoversi e al di là di quelle che sono le promesse elettorali, è una persona concreta che parte dal vivere quotidiano, dal decoro. Mi è capitato l'anno scorso, vengono a trovarmi degli amici, mangiamo il gelato, il cestino della piazza è pieno e trabocca di coppette. Si deve partire dalle piccole cose, dalle asfaltature. Non ci sono più cestini per la cacca dei cani? Sono più cestini. Si parte dalle piccole cose, dal vivere quotidiano, sicurezza, decoro pubblico, vicinanza alle persone, anche ascoltare. Lì c'è tanta voglia di ascoltare nella nostra squadra. Dall'ascolto si raccolgono tanti dati, si fa tanta statistica e si può andare ad agire laddove alla popolazione serve. Questo credo sia essenziale, ascoltare e agire, parlare, chiacchierare poco e fare tanto. Una cosa, al volo ho intenzione, ho l'idea, valutando l'opportunità di farlo, di istituire i vecchi quartieri, non i gruppi, ma di mettere un controllore del comune che presidi questi quartieri e che porti tutte le informazioni di cose. Intende un consigliere comunale? Un controllore? No, una persona ad hoc che fuori da tutte le politiche faccia qualche piccolo lavoro e che informi soprattutto di dove ci sono incidenti, e una squadra di operatori che il comune non c'ha, che intervengono subito su quelle piccole cose, perché se le recuperi subito non costano nulla, ma se dopo devi rifare la piazza per aver aspettato troppo tempo vengono fuori milioni. Quindi questa è una nostra idea di velocità per quanto riguarda i problemi del decoro urbano della città. Grazie alla lista della Lega, qui rappresentata da Giancarlo Scottà ed Eleonora Riva, e vi ricordo in chiusura i prossimi appuntamenti con La città che vorrei, quindi martedì 21 maggio alle ore 21 in diretta e in presenza nell'aula magna del seminario vescovile, il confronto fra i 4 candidati sindaco. Poi il prossimo appuntamento con La città che vorrei, conosciamo le liste, giovedì 23 maggio, inizieremo alle 21 con la lista Forza Vittorio, ospiti qui in studio Michele Toffoli e Rossella Florean, proseguiremo alle 21:30 con la lista Posocco Sindaco con Antonella Caldart e Marco Cagliandro e chiuderemo alle 22:15 con Rete Civica per Vittorio Veneto con Luisa Camatta e Carlo Casagrande. Sono le 22:42 e vi saluto e vi auguro buonanotte. Alla prossima. Altrettanto. Martedì 21 maggio alle ore 21, speciale La città che vorrei, il confronto tra i candidati organizzato da Oggi Treviso e la Tenda TV. Mirella Balliana, Giovanni Braido, Luisa Camatta, Gianluca Posocco. Uno di loro sarà il sindaco di Vittorio Veneto. Martedì 21 maggio alle ore 21, in diretta dall'aula magna del seminario vescovile di Vittorio Veneto, naturalmente sulla Tenda TV.